Una fabbrica di diplomi facili, per avere la maturità bastava pagare. Questa è l'inchiesta Diplomat della Guardia di Finanza coordinata dai PM Simona Faga e Paola Vedro, che vede collegate e connesse in un'unica regia Ragusa ad Agrigento. L'indagine vede coinvolti 110 persone. Sono 110 persone che sono state raggiunte da informazioni di garanzia e di avvisi, di conclusione delle indagini preliminari. Si è proceduto a sequestro di denaro per 458.000 euro. L'indagine è in testa all'ex deputato regionale Gaetano Cani, a cui sono stati sequestrati preventivamente 300.000 euro. In totale sono 22 diplomi sequestrati per evitare che gli studenti potessero iscriversi all'università, avendo conseguito esami in modo del tutto irregolare. La stessa prova di maturità che veniva svolta sostanzialmente fornendo prima il tema svolto ai candidati e anche nella gestione soprattutto delle prove orali, costruendo delle tesine a tavolino e consentendo ai ragazzi di affrontare un esame studiando poche pagine, e laddove la commissione esterna avesse provato a fare delle domande che andavano al di fuori di quel tracciato concordato, c'era anche una modalità studiata dagli indagati per cercare di bloccare subito sul nascere questo tipo di domande con l'intervento dei membri interni degli istituti privati, per cercare insomma di evitare che il candidato potesse andare in difficoltà di fronte alla commissione esterna. Al momento gli studenti non sono indagati, sono stati sentiti come persone informate sui fatti insieme ad alcuni genitori che hanno poi fornito anche molti elementi per poter ricostruire appieno il sistema fraudolento. Le scuole dell'Agrigentino coinvolte sono la Pirandello di Licata e Pirandello di Canicattì e la Volpe, anch'essa di Canicattì. Ma le indagini nascono nel 2016 ad Ispica, nel Ragusano, e quella la fonte dell'articolato sistema di frode. È stata raccolta una preliminare segnalazione che ci ha indotto a sviluppare un'attenzione sullo specifico settore, perché c'erano state segnalate delle possibili irregolarità nella gestione di alcuni istituti paritari. E diciamo che c'era una struttura che permetteva di costruire un cursus scolastico basato su documentazione assolutamente falsa, dalla redazione dei registri scolastici, dai verbali dei consigli di classe, esami mai sostenuti. Le indagini non sono concluse, anzi gli inquirenti prevedono ulteriori sviluppi.